preso la mia vita in mano tua e giorno dopo giorno l'hai trasformata in qualcosa di nuovo. Tu hai fatto per me quello che nessun altro poteva fare. Tu mi hai donato vita eterna ed io con tutto il mio cuore questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è una strada che tu hai preparato per me e passo dopo passo arriverò ad incontrarti nel cielo. Indietro non tornerò, perché in te ho trovato la vera vita, ed è per questo che io canto, ed è per questo che ti lodo. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Hai dato il tuo solo figlio per me. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerei se non avrò più forze, mi rialzerei, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so
vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, percorrerò con te questa vita. Buona domenica a tutti voi che siete qui presenti in sala e buona domenica a tutti quelli che ci ascoltano su YouTube da remoto. Oggi è domenica. Per molti la domenica è considerato il primo giorno della settimana, per altri la domenica è considerato l'ultimo giorno della settimana e per altri è semplicemente un giorno tra un giorno e l'altro che non divide niente di particolare. Per quanto mi riguarda, non so perché, sono sempre stato abituato a considerare la domenica come un giorno di distacco, dove potevo riflettere sui giorni appena passati, dove potevo organizzare i giorni che venivano. Per molti sicuramente, nell'ideale collettivo e anche forse per molti di voi, la domenica è un giorno di riposo, un giorno dove noi andiamo a, toglierci tutto quello stress che abbiamo accumulato giorno dopo giorno, andiamo a decelerare un po' quel battito cardiaco che giorno dopo giorno è aumentato. E sono sicuro di una cosa, sono sicuro che noi oggi qua, e ci posso mettere le mani sul fuoco su questo, abbiamo scelto il modo migliore per iniziare la nostra giornata di riposo. Abbiamo scelto di riposarci in presenza di Cristo, in presenza del Re dei Re, del Maestro e del nostro Signore. Un fratello che visse nel IV secolo d.C., noto teologo, scrisse così in un suo libro: «Perché ci hai fatto per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te». Sicuramente questo scrittore, questo teologo, questo nostro fratello prese spunto da un passo ben particolare che Gesù disse in Matteo 11, 28-30, dove dice: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico
e leggero. Il mio augurio quindi qual è? È quello che per noi questa mattina possiamo trovare riposo in Cristo, possiamo trovare riposo alle anime nostre, troviamo riposo in Lui, cantiamo a Lui, cantiamo con gioia a Lui, il canto che appunto dice cantiamo con gioia al nostro Dio. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Re. Cantiamo con gioia al nostro Dio, cantiamo con gioia al nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risuonerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, 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 a Lui. Tutti noi bramiamo il riposo, tutti noi desideriamo il riposo, nessuno escluso. Durante la settimana, durante la nostra vita, accumuliamo una pressione costante per vari motivi. Una pressione costante di far bene nelle nostre vite, di raggiungere un particolare tipo di successo materiale, sociale, familiare, lavorativo, pressione di prendere la decisione giusta nel momento giusto, pressione di comportarci nel modo giusto, nel luogo giusto e nel tempo giusto. Questi sono tutti motivi normali, no? Ma purtroppo accumuliamo pressione e stanchezza e anche e soprattutto per motivi tristi che ci causano dolore. Quali sono questi motivi? La solitudine, i rapporti spezzati, la frustrazione, i desideri insoddisfatti, colpa, dolore, sofferenza, pesi familiari, pesi relazionali, i pesi della Chiesa locale, i pesi della Chiesa perseguitata internazionale. Tante cose ci fanno bramare il riposo. E per quanto a volte sembrano funzionare, certe volte cerchiamo sollievo da questo riposo con metodi terreni. Usando metodi terreni, partendo da presupposti sbagliati, noi non troviamo riposo e sollievo alle nostre angosce. Ma l'abbiamo letto prima, il versetto in Matteo. Gesù è molto chiaro perché Gesù ci conosce. Gesù dice: voi tutti che siete affaticati e oppressi, non alcuni di voi che siete affaticati e oppressi, ci chiama per nome, a uno, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Sfido ognuno di voi a dire: non sono mai stato affaticato e oppresso in un giorno della mia vita. E cosa dice Gesù? Prendete il mio giogo e imparate da me. Ovvero, se accettiamo la sua autorità, se accettiamo la sua guida, troveremo pace per i nostri cuori, troveremo, come dice il versetto, riposo alle anime nostre. Questo è chiaro, poco ma sicuro. Davide nel Salmo 62 disse questo 2 volte, disse: l'anima mia trova riposo solo e solamente in Dio. Anche lui aveva capito questo. Quindi cantiamo questo
questo canto, il canto che fa Stringimi, o Signor, dove desideriamo Cristo nelle nostre vite, perché Lui è l'unico riposo che ci può dare sollievo. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Nulla cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia fuoco del tuo amore. Mostrami la via ed io ti seguirò. Io voglio te, di te ho un gran bisogno. Io voglio te, sì, vieni e vivi in me. Stringimi, oh Signore, stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Nulla cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia il fuoco del tuo amore. Mostrami la via ed io ti seguirò. Voglio sentire voi. Io voglio te, di te ho un gran bisogno. Io voglio te, sì, vieni e vivi in me. Io voglio te, io voglio te, di te ho un gran bisogno. Io voglio te, sì, vieni e vivi in me. Signore, voglio lodarti questa mattina perché
per tutti coloro che sono riuniti questa mattina e anche coloro che ci seguono da casa. Signore, benedici ognuno di noi perché grazie a te noi possiamo andare avanti anche con tutte le difficoltà che sopportiamo ogni giorno. E voglio lodarti, Signore, perché tu sei la forza che ogni giorno ci fa andare avanti e grazie a te noi siamo figli tuoi e tu non ci abbandonerai mai. Amen. Lode a te, Signore, perché tu sei la nostra via, noi l'abbiamo individuata. Ti preghiamo di perdonarci per tutte le volte che non seguiamo la via come tu ci hai indicato, Signore. Sia gloria al tuo nome, Signore. Sia benedetto il tuo nome per ogni cosa che tu ci doni, Signore. Sia benedetto il tuo nome per questa giornata. Sia una giornata di culto, Signore. Sia una giornata di preghiera, di lettura, di riflessione su chi soffre, Signore. Sia una giornata anche di gioia, perché noi abbiamo te, perché noi vogliamo te. Ogni cosa nel nome di Gesù Cristo, Signore. Amen. Amen. Grazie Padre perché ci hai dato la possibilità a tutti noi di poter seguire oggi dal vivo e lodarti il tuo nome insieme, cosa che facciamo anche durante la settimana, ma magari anche da soli. Grazie per questo, grazie per tuo figlio, perché senza di lui non potevamo accedere a quella grazia che tu hai proposto per tutti gli uomini. Amen. Amen. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Grazie per la giornata di oggi, Signore. Grazie, Signore, perché possiamo stare insieme in piena libertà e lodare e glorificare il tuo nome. Signore, metti pace nei nostri cuori. Metti il tuo amore, l'amore di Gesù nostro Signore, nel nostro cuore, Signore. Alleluia, Signore. Continua a guidare questo culto, questa giornata. Ci ha fatto nel nome potente di Gesù nostro Re. Amen. Amen. Padre, ti benediciamo e ti adoriamo. Grazie per il dono della vita, grazie per il dono della croce, Signore. Grazie perché hai inchiodato il nostro peccato, hai pagato al posto nostro e ora ti apparteniamo, Signore. Vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti. Ricevi la nostra lode, il nostro ringraziamento con tutto il cuore, Signore, perché ne sei degno. Amen. Amen. Grazie Signore perché ci hai pensato già nel seno di nostra madre, Signore. Grazie perché eravamo nelle preghiere di Gesù nel giardino di Getsemani, secondo coloro che avrebbero creduto alla testimonianza degli apostoli, Signore, e alle scritture. E Signore, grazie che siamo nella tua Chiesa, il frutto di tante benedizioni. Insegnaci e mantienici nella preghiera per pregare per coloro che sono in difficoltà e coloro che ancora tu chiamerai. Signore, io ti benedico nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene. Dopo rifletteremo bene su cosa sia il vero riposo di cui Gesù parlava in quei versetti, ma facciamo un passo indietro o avanti, dipende dai casi. Che cosa vuol dire trovare riposo in Lui nella nostra quotidianità? Facciamo un giochetto, vi sfido la vostra immaginazione. Facciamo finta di essere un sentiero in montagna, dobbiamo arrivare lì alla cima che vediamo, siamo a metà strada, nel mezzo del cammin di nostra vita, come qualcuno di famoso disse 700 anni fa, e ci sediamo sotto un albero, lì all'ombra, vicino a una fonte d'acqua fresca, magari con un rovo pieno di lamponi belli freschi e succulenti. E che cosa succede? Siamo lì nel nostro riposo.
cosa capita? Che ci guardiamo indietro e siamo soddisfatti di tutta la strada impervia che abbiamo appena fatto. Curva dopo curva, sasso dopo sasso, arrampicata dopo arrampicata. Abbiamo patito molto fatica. Poi ci guardiamo intorno, nel nostro presente, non più nel nostro passato, e cosa facciamo? Notiamo tutto quello che di bello abbiamo intorno, la fonte di acqua fresca, le montagne illuminate, i lamponi di cui parlavo prima, non so, il panino che vi siete portati, l'ombra, tutte cose che ci danno sollievo. E poi guardiamo il futuro, la strada che dobbiamo ancora percorrere, vediamo la cima lì in alto e magari pensiamo, caspita, abbiamo ancora 6 ore di cammino. Vediamo la cima, prendiamo il nostro zaino e facciamo un bel respiro, passo dopo passo, ci rincamminiamo tranquilli che prima o poi arriveremo. Beh, nella nostra vita quotidiana, quando ci fermiamo a riposare, come in questo momento, ma la sera, la mattina, tutte le volte che noi riflettiamo insieme alla nostra famiglia, ai nostri fratelli, insieme al Signore Gesù, cosa facciamo? Dovremmo fare più o meno la stessa cosa, perché ci guardiamo indietro e vediamo tutta la nostra vita. Io ho 32 anni, vedo 32 anni di vita e cosa osservo? Osservo che non ero solo, osservo che il Signore mi ha sempre accompagnato giorno dopo giorno, difficoltà dopo difficoltà, dolore dopo dolore, ma anche gioia dopo gioia, successo dopo successo, perché la vita non è solo fatta di dolori e patimenti. Però è chiaro che non ero da solo, vedo Cristo, vedo Gesù, vedo il Re dei Re e poi mi guardo attorno. Vedo ovviamente sempre Gesù Cristo qui accanto a me. E cosa mi sta dando? Mi sta dando tutte le benedizioni e mi sta dando anche l'aiuto per sopportare le cose brutte che potrebbero accadere. E poi guardo al futuro. Che cosa succede quando guardo al futuro? Mi potrebbe spaventare la strada che sto per fare, ma vivo il mio futuro insieme a Gesù Cristo. E questo è quello che dobbiamo noi riflettere durante il nostro riposo, sapere che noi stiamo riposando con Cristo nel passato, nel presente e nel futuro. E quindi ci vengono in mente cosa? 1000 ragioni per adorarlo, perché la nostra vita è lunga. E quindi vorrei appunto cantare il canto 1000 ragioni.
il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici, Signore, anima mia, loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Lascerei la parola a voi. Avete qualche motivo di riflessione? Vi ricordate un modo in cui Dio vi ha dato sollievo? Avete una riflessione particolare che volete condividere con la Chiesa? Prego. Io vorrei che noi questa mattina, soprattutto questa mattina, ma lo facciamo spesso, ci ricordassimo non soltanto perché c'è qui il fratello Giulio, ma perché appunto è un nostro impegno, la Chiesa perseguitata. E noi stiamo bene, abbiamo fatto una colazione ricca, e se non l'abbiamo fatta è soltanto perché volevamo fare una scelta diversa. Abbiamo la possibilità di trovarci con serenità e ci sono dei luoghi del mondo non tanto distanti da qui dove questo non è possibile, e tutto questo ci deve sollecitare nel corso della settimana una preghiera. Secondo me, io porterei questo messaggio. Noi ci sentiamo partecipi a questa storia di Porte Aperte, perché è una storia, quella di Porte Aperte, che dura da diversi anni, e a questa partecipazione nei confronti del dolore. Dobbiamo sentirci sempre solleciti, anche quando siamo lieti e possiamo godere per i nostri momenti migliori. Volevo portare questa riflessione, se posso concluderla con una preghiera. Signore, benedici i fratelli perseguitati, quelli che sono i nostri fratelli, anche che noi non conosciamo, Signore. Non sappiamo che volto hanno, non conosciamo le loro lacrime e non conosciamo il loro dolore fisico anche. Signore, in questi tempi in cui si ricorda, perché la tua Chiesa lo ricorda istituzionalmente, il momento della persecuzione, ti preghiamo, Signore, di renderci più sensibili di quello che siamo alla persecuzione, la sensibilità nostra, Signore, nella preghiera quotidiana, nella preghiera che accompagni le nostre riflessioni ogni giorno. Ti preghiamo per questa parte del mondo dove non si può lodare il tuo nome in libertà, Signore, dove interrompono le riunioni con la polizia e dove le persone che frequentano le chiese possono essere prese di mira dalle autorità. Signore, noi non sappiamo perché accade questo e fino a quando continuerà a accadere questo, Signore, ma sappiamo
che accade quotidianamente. Rendici sensibili, Signore, a questo dolore di questi fratelli il cui volto non conosciamo. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Qualcun altro? Prego. Volevo ringraziare il Signore per l'opera che fa attraverso di noi, attraverso noi, non solo come figli di Dio, ma anche come Gedeoni. Sapete che io e Vito facciamo parte dei Gedeoni e lunedì faremo una distribuzione, quindi vi chiediamo preghiera per questa distribuzione dei Nuovi Testamenti. E mi ha incoraggiato molto la testimonianza di un fratello che vuole diventare Gedeone, perché lui mi ha raccontato il motivo per cui lo vuole essere un Gedeone. Noi abbiamo pregato che il Signore ci dia nuove forze, perché siamo in pochi e alcuni hanno problemi di salute, siamo un po' anziani. E questo fratello mi ha raccontato, lui non era un credente, aveva problemi con la moglie e stava per divorziare. Un suo amico gli ha detto: mandami l'indirizzo che ti mando un regalo, e gli ha mandato un Nuovo Testamento dei Gedeoni, quello piccolo. Quel Nuovo Testamento gli ha cambiato la vita. Lui oggi è un pastore di una chiesa e quindi è un figlio di Dio, e soprattutto ha messo a posto il matrimonio, è andato bene e quindi non ha divorziato, e ringrazia il Signore, dice: quello mi ha cambiato la vita, io voglio distribuire di Nuovi Testamenti nel tempo che avrò e pregare per quest'opera. E quindi questo mi ha incoraggiato molto. Grazie, incoraggia ovviamente anche noi. Bene, vorrei un attimo rileggere i versetti che abbiamo letto prima, Matteo 11, 28, 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Qual è il reale riposo di cui sta parlando Gesù in questi versetti? Dio ci vuole far entrare nel suo riposo spirituale, ricevendo il suo perdono, ricevendo la sua salvezza e ricevendo la sua pace. Per entrare nel riposo di Dio, però, non dobbiamo fare niente, dobbiamo riposare sull'opera che Dio ha già compiuto, quell'opera che noi non facciamo, ma fa Lui. Dio ha messo in moto, ha completato quest'opera su cui noi ora ci riposiamo finalmente e spiritualmente. Qual è quest'opera? La morte di Cristo sulla croce per i nostri peccati. Grazie alla sua morte, grazie alla sua sofferenza, alla sua opera, noi otteniamo un riposo definitivo. Non dobbiamo fare altro che prendere su di noi, cosa dice? Il suo giogo dolce e il suo carico leggero. Senza aver nessun merito, senza aver dovuto compiere nulla, noi otterremo questo riposo definitivo dal salario del peccato. Leggiamo quindi Romani 6, 22, 23. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Vorrei chiamare Gianni ad aiutarmi per la distribuzione della Santa Cena e a pregare. Signore, grazie perché tu hai adempiuto l'opera, Signore, perché tu ci dai il riposo, Signore, nella tua opera, Signore. Grazie, Signore, perché tu hai fatto il sacrificio della nostra salvezza, Signore. Grazie, Signore, perché tu hai sofferto per noi, che noi non eravamo degni. Grazie per aver pagato il nostro debito, che era impagabile, Signore, non si poteva pagare né con soldi, né con opere, ma con nulla, ma solo con il tuo sacrificio, Signore. E questo è successo grazie al tuo amore, Signore, che hai fatto quest'opera, Signore, l'amore verso di noi, l'amore verso ognuno di noi, Signore.
voglia tu far riflettere le persone che non hanno ancora fatto questo passo, Signore, perché possono capire quanto amore tu hai, che non è un amore terrestre, non è un amore che viene dal mondo, Signore, ma un amore divino, Signore, un amore che non ha fine, un amore che, pur che venga compiuta l'opera, ha dato il suo unico figlio per noi, Signore, per pagare i nostri debiti, Signore. Grazie, Signore, per tutta l'opera che tu hai fatto finora, Signore. Amen.
Vorrei invitare qui il fratello da Verona, Giulio, referente di Porte Aperte, a parlare di quello che il Signore gli avrà messo in cuore. Grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, davvero lo dico non per frase fatta, anche perché c'è stata una preparazione molto gradita che non spesso si verifica preventivamente rispetto al mio intervento. E di solito non mi presento, non presento molto di me stesso perché preferisco dare spazio a Porte Aperte, però mi racconto brevissimamente perché sono un papà di 3 adolescenti e quindi grazie, e quindi mi sta anche a cuore e mi fa piacere vederne fra di voi. Però ecco, cerco anche di essere diversamente giovane, per cui vado ancora in montagna, mi vedete così, però poi il mio vestito abituale sono scarponi e zaino da montagna. Al di là di questo, il Signore mi ha fatto crescere, mi ha dato il privilegio di crescere in una famiglia cristiana. Questo l'ho riconosciuto dopo che ho fatto la mia decisione di accettare Dio, di accettare Lui nella mia vita come personale salvatore, e quindi dirgli sì, va bene, provo, mi lancio. E quando ho deciso questo, è stata una cosa razionale, mi sono visto, è un'esperienza mia, ma mi sono visto sul ciglio di un burrone buio e mi sono lasciato andare, mi sono fidato e mi sono sentito preso in braccio. L'effetto secondario è stata una gioia meravigliosa, una presenza unica che ancora oggi, dopo diversi anni, è successo a 17, oggi ne ho 45, e porto ancora con me quando sentiamo la presenza di Dio, come in momenti particolari della cena del Signore, sentiamo di non poter mai ricambiare quello che ci ha dato, che ci ha regalato nella nostra vita dal suo perdono, ma soprattutto la sua presenza. E oggi sfido anche me stesso, oltre che voi, nella chiederci perché parlare di persecuzione, perché parlare di problemi in un giorno di riposo, come è stato detto. Eppure capiremo e capirete, spero a fine di questa presentazione, che questa sfida ci rilancia una benedizione, ci rilancia un appello anche a accettare Dio come presenza fissa nella nostra vita. Porte Aperte, molti di voi la conoscono, è una missione nata a metà degli anni 50 per portare Bibbie nella zona oltre Cortina, nella parte comunista dell'Europa, quindi sottoposta a un regime che non voleva cristiani e tantomeno Bibbie, per cui un ragazzo di 24 anni all'epoca, comunemente conosciuto come fratello Andrea, ha visto questa necessità, Dio l'ha chiamato, gli ha detto rafforza il resto che sta per morire. Poi scoprì che era un verso in Apocalisse e con una macchinetta che gli fu regalata, un maggiolone, partì nascondendo le Bibbie e superando miracolosamente le frontiere chiuse a tutti, dove veniva ispezionata la vettura, e pensate, non ha mai perso un libro, non ha mai perso un libro di quel carico prezioso. E il focus della missione è occuparsi di quei paesi dove la luce del Vangelo rischia di sparire, perché l'oppressione, perché regimi, dittature o anche situazioni calamitose impediscono o limitano l'efficacia della luce del Vangelo. E quindi non ci occupiamo di un sostegno pratico economico in prima battuta, ma ci sono altre associazioni ben più fornite di questi supporti, ma ci occupiamo della cura spirituale affinché resista la Chiesa in questi luoghi, affinché rimanga, perché molti di loro non vogliono fuggire e lasciare i loro paesi. E qui vedete una mappa che ogni anno redigiamo con i 50 paesi più perseguitati al mondo. È uno strumento di preghiera, ma anche di informazione che presentiamo alle Nazioni Unite piuttosto che alla Comunità Europea, ma a volte anche ci è successo in questi ultimi 3 anni di presentarlo anche al Parlamento italiano con una conferenza stampa. Fratello Andrea
all'età di 94 anni ci ha lasciato, è stato promosso alla gloria del Padre, è un esempio di eroe della fede di questo secolo passato, perché veramente è stato impavido, audace nell'affrontare non solo i paesi dell'ex Unione Sovietica, ma poi anche la Cina, con progetti particolarmente audaci per portare Bibbie, per il Medio Oriente, l'Africa, e non se ne sentiva parlare da tempo perché aveva un progetto e una visione chiara della successione, quindi la missione da un uomo con Dio è passata a una rete capillare di migliaia di uomini e soprattutto collaboratori che sono nel campo, sono cristiani perseguitati che curano altri perseguitati. Ecco, oggi vorrei ricordarvi, per chi non lo fosse, di abbonarvi a questo magazine che è gratuito, vi offre testimonianze, vi offre un calendario di preghiera e è veramente edificante poter conoscere come i nostri fratelli e le nostre sorelle rimangono fedeli in quelle situazioni che oggi vi mostrerò. In questo mese in particolar modo viene lanciata insieme all'Alleanza Evangelica Italiana una campagna internazionale di preghiera che si chiama IDOP, International Day of Prayer, e poi questa si è estesa a tutto il mese di novembre e in questo mese particolare la campagna si chiama Rafforza la speranza e vedremo poi ha un obiettivo ambizioso, ma crediamo che il Signore potrà sensibilizzare molti credenti ad aderire a questa campagna. Molti di voi già la conoscono, sono stati invitati a farla, per cui oggi sarà un refresh con aggiunta di qualche video illustrativo. Parleremo in particolar modo di Iraq. Scusate, ho saltato una slide o me la sono persa. Vabbè. Comunque avete idea, in genere amo mettere una mappa dei paesi di cui parliamo, Iraq fra Iran, Siria, Giordania, avete inquadrato bene la zona, e in questo territorio c'è anche una parte che ci ricorderà qualcosa e si chiama Piana di Ninive. Ninive oggi è l'attuale Mosul, è stato il territorio in particolar modo colpito dall'ISIS nel 2015, oggi si ritiene sconfitto, ma ci sono ancora pericoli e possibili attacchi terroristici. Considerate che l'80% dei cristiani in Iraq è fuggito dal paese e una sorella dice: come cristiani siamo il sale della terra. Per cui è importante che la lunga tradizione cristiana in questo territorio rimanga e che la nostra presenza non venga meno. Ecco, ricordate il focus della missione, sostenerli affinché non venga meno la luce del Vangelo. Per cui questa campagna, poi vi mostrerò come aderirvi, ha alcuni motivi specifici di preghiera e ve li mostro. Uno di questi è un gruppo di cristiani che stanno frequentando attualmente un corso di formazione per curarsi dei traumi. Pensate a chi ha perso un parente proprio per gli attacchi terroristici, per chi ha perso la casa, per cui è fuggito, per chi ha perso anche il lavoro. Ci sono tanti tipi di traumi che magari conosciamo o siamo consapevoli di questo, altre volte non lo siamo. E tra le varie attività di Porte Aperte vi è il sostegno e la cura di questi traumi, ma non è così semplice, non ci sono psicologi o psicoterapeuti per tutti e in gran numero, quindi c'è bisogno di preparazione, c'è bisogno di consapevolezza che curare una persona richiede tempo, richiede pazienza, richiede addirittura generazioni, perché in questi ambienti non si tratta di individui ma migliaia di persone che hanno subito un trauma. Ecco qui una piccola immagine di studenti che ovviamente sono, diciamo, nascosti per la loro sicurezza.
Un altro motivo è proprio i 3 centri istituiti in quest'area che formano questi credenti alla cura dei traumi. Ecco la mappa che vi dicevo, che mi è passata di slide. In alto a sinistra vedete la piana di Ninive che confina con la Siria e a nord con la Turchia. Le varie cellule di terroristi, sembra che si nascondano proprio a nord di quest'area e potrebbero sempre rimanifestarsi. Questo è un centro di accoglienza per gli sfollati, sempre in quell'area dell'Iraq, e quindi c'è un movimento di preghiera, c'è un'onda di preghiera internazionale consistente, poi vedremo la mappa, e loro sono grati per questo sostegno, perché la richiesta dei cristiani perseguitati è sempre in prima battuta la preghiera. La preghiera perché è uno strumento efficace, sconvolge pensare come una piccola azione di tanti individui insieme possa essere così efficace. Eppure Dio ascolta le preghiere, Dio si manifesta grazie a queste e li fa sentire meno soli, perché sanno e sono consapevoli che c'è una famiglia ben più ampia che si ricorda di loro. E sapete, Gesù ci insegna a non sbrodolarci, ecco, sentitemi questo termine, a non perderci in 1000 parole, ma fratello Andrea mi ha colpito in un video in cui l'ho visto, perché purtroppo non l'ho conosciuto di persona, in cui mostrava che proprio bastava un pensiero a questi fratelli. Non dobbiamo pensare a ore e ore di preghiera nella nostra giornata, ma anche il pensiero rivolto a loro, rivolto in maniera compassionevole, interessa a Cristo, interessa al nostro Signore e ai nostri fratelli. Per cui, ecco, in questa slide il ringraziamento si accompagna alla richiesta di sostegno ai partner, ai collaboratori di Porte Aperte, che a loro volta portano sostegno loro. Questa è la porta di una chiesa danneggiata per gli attacchi, poi vedremo anche la distruzione in quel paese. Ecco, i collaboratori della missione si interessano soprattutto di formare nuove generazioni, quindi i giovani che poi potranno curare la Chiesa in un futuro, quindi i giovani leader. Ed eccoli, non sono tanto diversi da noi, sono dei ragazzi che magari sono fuggiti e poi tornati con le loro famiglie, oppure sono addirittura rimasti e vedremo non hanno molte prospettive visibilmente al momento, ma i leader possono nascere, i leader inteso come futuri servi di Dio possono nascere fra di loro. Certo non è facile per loro vedere una speranza, vedere un futuro, soprattutto in un contesto di distruzione, in un contesto di disoccupazione soprattutto, per cui ragazzi che ci mettono anche il loro impegno non hanno facilità a trovare forme di sostegno. Ecco. Sempre i leader, i pastori senior o i pastori che sono da tempo hanno bisogno delle nostre preghiere perché è faticoso, perché lo scoraggiamento è incalzante e quindi pregate perché continuino nella loro opera instancabilmente e con una visione di fedeltà ma anche futura. Questo è un giovane pastore battista di Baghdad. Vorrei ora mostrarvi, per passare a parlarvi della Siria, un breve video che ne descrive la situazione. Nel 2011 inizia la guerra in Siria. Mentre altri intorno a lui cominciano a fuggire dal paese, un pastore appena ordinato di nome Abdallah è improvvisamente messo a capo della Chiesa dell'Alleanza ad Aleppo. È sposato e ha una figlia di nome Camelia, di 6 anni, e un figlio, Joseph, di 3 anni.
Nel 2012 gli sfollati che scappavano dalla guerra e cercavano rifugio iniziano ad arrivare presso la chiesa del pastore Abdallah. Ma per gli anni a seguire, la battaglia di Aleppo si intensifica, dando origine a una distruzione massiva e un'enorme perdita di vite nella città. Non c'è elettricità, acqua corrente fresca, il cibo scarseggia e la speranza sta svanendo. Molti decidono di abbandonare il paese. Nella chiesa del pastore Abdallah, quello che un tempo era un fiorente gruppo di giovani leader si riduce da oltre 60 a solo 11 giovani. Durante i periodi di intensivi bombardamenti, Abdallah e la sua famiglia decidono di nascondersi in bagno, il punto più sicuro della loro casa. Una bomba cade sulla scuola di sua figlia. Muoiono 4 bambini. La chiesa del pastore Abdallah, sostenuta da Porte Aperte, inizia a distribuire cibo e aiuti di primo soccorso. Nel picco della crisi, la sua chiesa aiutava 2.200 famiglie ogni mese. Nel 2017 Porte Aperte ha fondato i Centri di Speranza, in collaborazione con la chiesa locale. In tutta la Siria, le nostre chiese partner hanno aiutato a fondare piccole attività commerciali, dando così a quanti avevano perso il lavoro un modo per guadagnare e sostenere le proprie famiglie. Oggi il Centro di Speranza presso la Chiesa dell'Alleanza continua a fornire aiuti alimentari, kit per l'igiene, assistenza medica, sostegno all'affitto, gruppi di discepolato, attività per i bambini, ministeri giovanili, aiuto. Credo che dobbiamo essere come il nostro Signore Gesù Cristo, offrire alle persone un modo migliore per vivere sia spiritualmente che praticamente. Pastore Abdallah. Attività di questi centri di speranza vi sono anche dei corsi di professionalizzazione, dei progetti di microcredito, tutto per dare possibilità a chi ha perso tutto di ripartire. Sono un motivo di preghiera perché fra le varie attività sostituiscono in un certo modo quello che è venuto meno, ovvero il sistema di educazione scolastico, perché scuole distrutte, insegnanti magari fuggiti all'estero, per cui ecco, in questi centri di speranza vi sono anche classi da 50-60 bambini che vengono peraltro educati con principi di tipo cristiano e non sono centri di speranza per cristiani, sono centri di speranza aperti a tutti. Ciò avviene in un contesto musulmano, vi ricordo, per cui si contano, grazie anche a questo strumento, grazie anche a questo mezzo, centinaia di battesimi. Sta crescendo una chiesa di ex musulmani, addirittura certe chiese totalmente di ex musulmani, e quindi è uno strumento meraviglioso di predicazione anche del Vangelo. Pensate, 126 in Iraq e 160 in Siria. Ogni chiesa è stata adibita a centro di speranza o ogni edificio annesso, per cui i musulmani quando chiedono aiuto sanno dove andare, sanno che i cristiani, seppur di un'altra fede, seppur l'Islam li considera blasfemi, sono quelli che al lato pratico danno aiuto, danno sostegno anche a loro. E questo strumento, dice Thomas, un nostro collaboratore, ci dà la sicurezza che la Chiesa sia ridotta, sì, però è ancora viva, però è ancora resistente e potrà avere un futuro. Ecco alcune brevi storie. Iktimal è fuggita quando i militanti dell'ISIS hanno attaccato il paese, per cui si è trovata a fuggire, un percorso, un tragitto non semplice per spostarsi con centinaia di chilometri. Si è trasferita in questa città, Latakia, che è sulla costa della Siria, e lì ha trovato un centro di speranza che ha aiutato lei, il marito e 6 figli, e li considera come angeli perché di fatto gli hanno dato le possibilità di trovare un lavoro, gli hanno dato quelle cose che sembrano minime però danno
una speranza, una consolazione. In Iraq invece molte famiglie hanno scelto di tornare in un paese devastato, in un paese in cui, vedrete nella rivista, c'è una testimonianza di una ragazza che è tornata alla sua casa e la casa è diroccata. E sapete, non è così semplice riappropriarsi delle proprie case, perché o distrutte o perché sono state occupate da altri e la confusione istituzionale, governativa ha ovviamente tempi lunghissimi e ci si ritrova magari a ritornare in patria e essere profughi in patria proprio vicino alle loro case. Però hanno deciso di ritornare ugualmente, grazie anche ai centri di speranza, al supporto che li aiuta nel riappropriarsi della casa, nel microcredito e quindi nel ritornare a svolgere anche piccoli lavori. E sempre un'altra storia dai centri di speranza, parliamo di Siria, un giovane ex musulmano che, come spesso accade, è stato ripudiato dalla sua famiglia e qui brevemente racconta quello che gli è accaduto. بحكي معي اختي تكون عم تبكي بصير بهدلني تقول لي انت انسان ما فينك شرف، انت انسان وانت انسان وانت انسان، ما بيهمك غير حالك، انت شوف شو عملت بامي، شوف شو عملت باخواتي، شوف شو عملت فينا. فتت على بيت اخوي لقيت كل الغرف مسكرة، ما في حدا، بس غرفتي مفتوحة والشناتي كلياتها مضبوبة غراضي واكياس مضبوبة محطوطة على جنب. خلي ليك اغراضك بالغرفة، يا اما روح على البيت بالضيعة، وسكر طبعا ما خلاني احكي شيء. وقتها رفيقتي قالت لي على مركز أمل إنه هي فيها تساعدني بأجار هذا البيت بالدفعة الأولية اللي هي يعني أضعاف الأجار. عرضت علي كمان إني أشتغل أنا وساعد بمركز أمل، إني أعلم طلاب أول شيء بالضيعة وبعدين بالمعهد. مركز أمل هو اللي ساعدني لحتى أطلع من هذا الظرف بعد الخيار الكبير اللي اخترته، اللي هو إني أنا راح أترك عائلتي وأقعد لحالي. ساعدني إني على الأقل إني بلش بداية جديدة، يكون عندي أمل حتى إني ممكن لقدام يصير عندي فرص ومستقبل تاني. أنا لو ما في مركز أمل كنت هلا بلا شغل وما قدرت حتى إني يكون يعني كنت هلا هوملس وبلا أي شيء بحياتي. ما بعرف، أنا كنت مجمد بحياتي وما بعرف شو بدي أعمل. Ecco, vorrei che focalizzaste queste ultime immagini di queste città devastate, però in questi contesti, ecco, i bambini, la generazione futura, che vengono accolti in queste scuole, vengono formati, vengono istruiti, ma ricevono anche, come dicevo, formazione di tipo cristiano, e con tutti gli annessi e conseguenti benefici che possiamo immaginare. Per cui questa campagna ha un obiettivo ambizioso, dicevo, vuole raggiungere 1 milione di preghiere di speranza, 1 milione di credenti che si muovono e aderiscono a questa campagna. E è una campagna che permette anche di vedere, in un certo senso, dove sono le preghiere, o meglio i credenti che pregano. Se non l'avete già fatto, vi invito magari, ora forse non c'è il tempo, ma di andare sul sito di Porte Aperte Italia, sulla home page c'è proprio la campagna Rafforza per la preghiera, Rafforza la speranza, e aderitevi, si accenderà una luce
che come vedete ha già raggiunto, questo era giovedì, 65.000 adesioni e concorre a restituire speranza a questi credenti. Considerate per esempio che anche loro sono partecipi in Siria, in Iraq, in altri paesi a questa campagna. Vi invito a farlo, poi nel sito trovate anche tutte le risorse che avete visto all'inizio per ricordarvi nell'arco delle vostre giornate o settimane di poterlo fare. Perciò gli altri motivi che riguardano la Siria sono il fatto che il governo sta respingendo, sta rendendo difficile l'accesso di collaboratori porte aperte o altri missionari, se vogliamo, a entrare nel paese. Stanno rallentando i processi di ingresso e quindi la richiesta di preghiera è che il governo li accolga, che non ponga queste difficoltà, visto che soprattutto sono persone che vanno per aiutare quel paese. Qui è una foto di una dogana, di una frontiera tra il Libano e la Siria. Gli studenti hanno desiderio di formarsi non solo a livello cristiano ma anche umano, ma vedremo poi le difficoltà legate anche alla mancanza di corrente, quindi preghiamo per questi studenti che poi diventeranno probabilmente nuovi leader nella società ma anche nell'ambito ecclesiale. E qui vi è una piccola foto. Ecco, considerate che oltretutto come missione vi è la possibilità di sostenerli economicamente, per cui vi sono diversi progetti, tra i quali quello proprio di dare un supporto alla ricostruzione e al ritorno alle loro città di origine. E vorrei ora mostrarvi un altro video di un altro pastore che nel nord della Siria ha addirittura sfidato la Chiesa, questo non è nel video ma lo racconto io, ad andare a evangelizzare gli ex terroristi o coloro che sono terroristi rinchiusi in prigioni o prigioni che assomigliano più a paesi recintati. E questa è stata una sfida molto tosta, soprattutto perché nella sua chiesa ci sono state delle perdite, un ragazzo è stato ucciso, e quindi pensate al livello di sfida che ha posto il pastore. Però ecco, lascio al video il racconto della sua storia. يعني أكيد لما بلشوا يسقطوا القذائف على البلد وعلى البيوت، يعني كانت حالة صعبة، لأنه ممكن أي واحد يكون معرض بيته أو تنزل عليه قذيفة. فبهي اللحظة يعني أنا كشخص عندي ثقة وإيمان بالله، فبلشت أصلي وأطلب من ربنا أنه هو يتدخل. فبتذكر أول شغلة عملناها لحتى يعني ما أنه فكرنا أنه بحالنا بقدر ما أنه ردنا نساعد الأشخاص، اتصلت مع عائلات اللي كانت عندهم خطورة أكبر. يلا نشكرهم. أوكي تمام. بعدها أنا وزوجتي نزلت ورحنا حتى نشتري خبز، لأنه حبيت يكون
حتى أخذت كثير من أكياس الخبز لحتى أقدر نساعد الناس اللي ما عندهم. تاني يوم عملنا مباشرة في عنا يعني عملنا اجتماع للصلاة، وبلشنا نصلي من أجل القامشلي. وضلينا نحن نروح على الكنيسة ونصلي بالرغم من أنه كان في قذائف، بالرغم كان في خطر، لكن ما وقفنا عن الصلاة من أجل البلد. خلال الحرب السورية لما كثير من القادة سافروا، هاجروا من القامشلي راحوا لأوروبا. لكن طبعا المسلمين لما بيآمنوا بيتعرضوا لاضطهاد أكبر بسبب العائلات تبعهم، بسبب الخلفية تبعهم، وكثيرين أعلنوا إيمانهم لأهاليهم، منهم تعرضوا للضرب، منهم تعرضوا الحرمان من بعض الممتلكات، في منهم طردوهم، لكن هن متمسكين بيسوع. والناس حاليا عايشة بحالة فقر كتير كبير، لأنه كتير مرات أنا وبمشي بالشوارع بشوف كتير من الأولاد أو حتى رجال عم بياخدوا من الزبالة، حاويات الزبالة، أكل لياخدون للبيت. طبعا نحن لما قدمنا المساعدة لكل الناس من كل الأديان، سواء مسلمين أو مسيحيين أو كل العرقيات، فأنا إذا بدي أوصل محبة الله لهم ما فيني أنا أسكر عيوني عن احتياجات هدول الناس. إنه إذا ما في مساعدات والعائلات ما في عندها أي مجال للمساعدة، فشي طبيعي يحاولوا يهاجروا ويسافروا بأي طريقة كانت لحتى يخلصوا من هاي الحالة الصعبة. فلهيك نحن بنشكركم لأنه عم بيخلوا الناس تبقى ما تسافر، ما تهاجر خارج سوريا. فبنتمنى انه يستمر الدعم، ويا ريت يكون بشكل شوي اكبر، لانه صار حالات الاحتياج كثير كبيره، سواء كان للاكل او للتعليم او للطبابه للمرض. فيا ريت فاذا ممكن نصلي من اجل الناس، من اجل انه رب هيك كمان انه يساعد هدول الاشخاص في تجاوز هاي المحنه، لأنه الحرب ما انتهت، سواء كانت عسكرية أو حتى سياسيا أو حصار اقتصادي. ونصلي من أجل أنه ملكوت الله يمتد في سوريا. Pensate che questi credenti, ci è stato raccontato, avevano la chiesa in una strada sorvegliata da un cecchino, eppure andavano in chiesa lo stesso regolarmente. E quindi è un esempio che ci offrono sconvolgente, un esempio che ci destabilizza. Però vi ho preparato un foglietto per chi fosse meno digitale, ma anche perché è più comodo poi portarlo nelle nostre case, con i motivi di preghiera riassunti e abbreviati, in modo che possiamo ricordarci più facilmente, magari inserirlo nella nostra Bibbia e quando abbiamo il nostro momento di raccoglimento intercedere per questi motivi. Vi concludo le slide con questa foto, la città di Aleppo, e questa domanda: restare o lasciare, abbandonare o ricostruire? A fianco trovate la foto di un pastore, Edward, che si occupa della città di Damasco,
E la Chiesa in Oriente e in Medio Oriente è resistita allo Stato islamico, alla guerra civile, ma è ancora vulnerabile, come è stato detto dai vari pastori nei video. Elettricità, cibo, assistenza sanitaria scarseggiano e ogni mese aumentano le partenze, perché non è, soprattutto dalla Siria, difficile partire. Molti sono già partiti e quindi il ricongiungimento familiare è semplice. In più sappiamo che sono anche istruiti e quindi trovano facilmente lavoro. Il pastore Edward, in foto, è impegnato con la missione fin dall'inizio del conflitto, però ci racconta che l'economia è proprio crollata, in una crisi che noi non possiamo minimamente associare alle nostre crisi che viviamo di tipo economico. La classe media non ce la fa, addirittura dice prossima alla fame, quindi è anche giustificato che vadano via, è lecito e comprensibile che scappino per cercare sicurezza, per cercare benessere nel senso giusto, nel senso equilibrato. Edward gestisce un centro di speranza che è diventato una clinica medica che assiste 1500 persone ogni mese e ci dice non è semplice, perché lo scoraggiamento si affianca all'affaticamento. Certo è convinto che una volta che sarà passato, in cui ci sarà un po' di pace in futuro, si guarderà al passato e si vedrà la mano di Dio, di come ha operato, di come è stato sovrano anche in queste circostanze. Però ha predicato in questo periodo sulle promesse di Dio, e lo dice piangendo, e si è reso conto di aver imparato una grande lezione. Dio non ha promesso un futuro migliore, non ha promesso per forza un futuro migliore, perlomeno in questo periodo terreno, in questa nostra vita. Si tratta invece di confidare in Dio e cercare la sua presenza in questi tempi. E questa è la lezione che ha imparato. E questo per brillare di luce riflessa quando si sente, si percepisce, si riceve forza da Dio in preghiera. E un bellissimo esempio che mi ha richiamato questa foto, questa situazione, è quello di Neemia. Vorrei solo accennare a questo uomo che era esiliato in un paese straniero, si trovava nella capitale di Babilonia e riceve a un certo punto delle notizie da Gerusalemme. Gerusalemme era stata conquistata, distrutta e il 90% dei giudei era stato esiliato in Babilonia. Rimanevano là solo i più poveri, i più miseri e ci sono state tre viaggi, tre esili, chiamiamoli, tre deportazioni, ecco scusate, non mi veniva il termine, di giudei negli anni, e probabilmente in una successiva sono arrivati abitanti di Gerusalemme che hanno riferito a Neemia della situazione. E leggiamo in Neemia 1 al verso 3: quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovine e le sue porte sono consumate dal fuoco. E quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Neemia significa anche l'Eterno ha consolato, ed è proprio quello che poi fece di suo, perché dopo diversi giorni di tristezza, dopo diversi giorni di digiuno addirittura e preghiera, Neemia volle passare all'azione, chiese a Dio il sostegno per fare questo e tutte le sue richieste al sovrano in Babilonia furono accolte. Chiese di poter partire, chiese di avere una salvaguardia, un salvacondotto nel tragitto e anche del legname per ricostruire le porte, e ciò gli fu concesso, andando al di là delle sue speranze.
poteva rimanersene comodo nel palazzo reale, aveva un ruolo di coppiere del re, quindi rispetto a tanti altri suoi connazionali sicuramente dei privilegi maggiori, eppure decide di partire e tornare in un paese diroccato, un paese desolato, abbandonato, senza prospettive. E credo che il suo desiderio non era quello di costruire e di ritornare per la gloria che sarebbe potuta ritornare a lui come persona per aver edificato e compiuto una grande opera di ricostruzione. Quello che lo mosse fu l'amore per la sua città natale, per il luogo dove era il Tempio e quindi il simbolo della presenza di Dio, ma soprattutto le persone, soprattutto quei superstiti, come viene detto, che erano in balia anche di attacchi di popoli stranieri, di samaritani che avevano sostituito in un certo modo i giudei e non volevano assolutamente che si ricostruisse la città. E Neemia torna nella città di origine, in Gerusalemme, e con una catena di uomini circonda i 6 chilometri di mura distrutte e ricostruisce in maniera miracolosa, perché vedremo poi il termine di tempo che ci ha impiegato. E io figurativamente, per similitudine, direi che noi allo stesso modo possiamo formare una catena gomito a gomito con i cristiani perseguitati. Possiamo non essere là fisicamente perché ci sono difficoltà, in certi paesi è anche impossibile andare, ma possiamo essere anelli di una catena, collegati grazie anche alle missioni, collegati soprattutto con le preghiere. Il fratello Andrea disse le nostre preghiere possono andare dove noi non possiamo andare, non ci sono confini, non ci sono pareti di prigione e non ci sono soprattutto porte chiuse quando i cristiani pregano. Sì, perché ci sono nemici, ci sono difficoltà, come anche Neemia trovò addirittura connazionali quando rientrò a Gerusalemme per ricostruire le mura. E così in Iraq non è semplice riappropriarsi delle proprie case, ci sono sempre islamici radicali che non vogliono la presenza cristiana nel loro paese. E ricostruire è un'opera diversa da quella di costruire da zero. Conosciamo un'edilizia che ormai è velocissima anche nel nostro contesto e in 4 mesi costruisce una casa magari abbattendo il vecchio. Invece restaurare quello che fece Neemia, cioè recuperare qualcosa che c'era e ricostruirlo nella stessa maniera. Ed è l'opera poi di cura delle anime, di cura per ricostruire la Chiesa, il popolo di Dio in paesi come la Siria e l'Iraq. E questo, abbiamo detto, richiede tempo, pazienza, costanza, come l'opera di intercessione per i nostri fratelli. Una costanza, non un pensiero una tantum. Ecco, questo è quello a cui vogliamo sensibilizzare la Chiesa anche in Italia, cioè non mi tolgo il pensiero e poi basta, ma che la Chiesa perseguitata possa entrare nelle nostre vite come un peso, ma anche un motivo di sfida per la nostra vita cristiana. Sì, perché cosa ci offre, torniamo alla domanda originale, la Chiesa perseguitata? In una cultura come la nostra, occidentale, legata al progresso, al benessere, a diritti che ormai non sono tali, ma abbiamo acquisito come tali di sicurezza, di benessere, dicevo, la logica umana si scontra con quella che è la pazzia di Dio. Sì, ma non perché la sua è sbagliata, ma perché la nostra è difforme dalla sua. Perché le circostanze avverse non sono per forza un periodo che deve finire il più presto possibile, anche se lo vorremmo, come per l'Ucraina, che ciò avvenisse. Ma sono uno strumento che Giacomo scrive nella sua lettera, hanno uno scopo di affinamento, di crescita nelle nostre vite, di perfezionamento, se non addirittura
di gioia, un motivo di gioia. Questo è veramente sfidante. Ebbene, imparare da queste circostanze a cercare il suo volto, a confidare in Dio, potrebbe non solo essere il tragitto, il mentre di un breve periodo, ma l'obiettivo di una vita cristiana. E concludo dicendo che non deve essere un peso per noi la Chiesa perseguitata, non deve essere un motivo di tristezza, ma deve essere un motivo di vanto, perché facciamo parte di un'unica famiglia con loro, siamo figli di Dio assieme a loro, non sono loro migliori di noi, solamente si aggrappano a Dio perché le circostanze sono anche peggiori di questa della Siria e dell'Iraq. E sfido anche i ragazzi a domandarsi: ma ne vale la pena di seguire un Dio che sì, ci chiede un carico, che sì, chiede dei sacrifici, ma se queste persone decidono di rimanere anche in quel contesto di desolazione, anche in quel contesto di distruzione, per amore della Chiesa, per amore di Dio, forse possiamo dire che ne vale la gioia di seguire questo Dio e non solo considerarlo come un vincolo, come una restrizione, come una vita di sofferenze. Questo era quello che avevo in cuore di dirvi, e quindi vi auguro che il Signore vi benedica e vi favorisca, e grazie per quello che fate per la Chiesa perseguitata. Ci puoi guidare, Giulio, in una preghiera in questo Certo, senso, certo. mettendo appunto il centro della speranza e anche altre cose che il Signore ti ha messo nel cuore in questi giorni come speaker. Sì, se poi se c'è tempo, se qualcun altro poi ha piacere unirsi, mi farebbe piacere. Signore Dio, ti ringrazio per questa mattina, per questa Chiesa, per il loro cuore di ben disposto verso i nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono. Grazie per questa compassione, e ti chiedo di poter passare tutti insieme all'azione nelle nostre preghiere, nelle nostre testimonianze, sì, perché far parte di questa Chiesa, di questo popolo, ci permetterà di raccontare con più coraggio, con più franchezza ad altri quanto vale la gioia di essere tuoi figli, di essere tuoi figli quando soffriamo, quando affrontiamo situazioni di sofferenza anche nelle nostre vite. Sì, perché abbiamo un sostegno, una cura particolare da parte tua che conosce ogni nostro bisogno. Grazie ancora per pastori come quelli che abbiamo visto nei video, grazie per la loro fedeltà, grazie per i giovani che sono e vogliono rimanere lì per ricostruire, anche se le macerie li circondano. Questo è veramente un bel esempio di attaccamento a te e al loro popolo, e vogliamo così anche noi essere attaccati al popolo di Dio nelle nostre chiese, nei nostri contesti cittadini, oh Padre. Grazie ancora perché tu sei il sovrano, tu hai un piano e hai il controllo di ogni situazione, anche quando noi non vediamo la prospettiva. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. È veramente incredibile vedere come Dio voglia concedere il riposo a tutti quanti, a tutti gli affaticati, ai soppressi della terra. Canteremo tra poco il canto Amare te, dove dice: la ragione della mia vita è amare te, servire te, seguire te. Ci sono delle persone che servono e seguono e amano il Signore in tutto il mondo, che partono da qua per andare da altre parti, che rimangono in quelle parti e amano il Signore, che rimangono qua e amano il Signore. Abbiamo visto lunedì come ci sarà anche qua delle persone che ameranno, serviranno il Signore e faranno le stesse cose che si faranno in Siria lunedì,
e in tutte le parti del mondo, perché in tutto il mondo il Signore vuole concedere riposo a tutti gli affaticati e a tutti gli oppressi. Cantiamo il canto Amare te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò. Io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darà e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò. Io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Bene, vorrei pregare per concludere questo culto. Signore Gesù, grazie perché instilli in noi la volontà di servirti, di seguirti, di amarti. Grazie perché in ogni posto del mondo ci sono delle persone che si svegliano e hanno la volontà e il desiderio di amarti e di servirti. Questo accade a 500 metri da casa nostra e accade anche a 5.000 chilometri da casa nostra. Grazie perché tu rafforzi e dai innumerevoli doni a tutte le persone che vogliono servirti nella loro vita quotidiana e nella loro vita intera. Grazie per questo, nel tuo santo nome. Amen. Bene, vorrei salutare tutti quelli che ci hanno seguito da remoto, soprattutto Natalia e Libera. Un saluto a tutti voi. Un saluto da Riccardo, anche forse ci sta seguendo. Giusto. Alla febbre. Un saluto da Riccardo che si è svegliato con la febbre. Bene.